settimana e una buona giornata a tutti voi. Oggi la nostra scuola vivrà un momento molto particolare di incontro con una delle istituzioni dello Stato, della Repubblica Italiana, con la visita del ministro Casellati. Un'occasione importante per alcune classi di riflettere sull'importanza fondativa della Carta Costituzionale. Vorrei davvero augurare a quanti parteciperanno all'incontro di vivere con intensità e con senso proprio della curiosità questo momento, per entrare proprio nel testo della Costituzione e assaporarne la portata e la profonda attualità. In questa settimana ci stiamo preparando alla grande solennità della Pentecoste. Domenica prossima rivivremo la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa, la Chiesa delle origini, la Chiesa degli Apostoli, ma anche la Chiesa di oggi, che siamo noi. Aprire il cuore al dono dello Spirito significa davvero lasciarsi trasformare da Gesù risorto. Domenica vivremo anche l'ordinazione di 3 diaconi che diventeranno preti, per la preghiera di ordinazione e l'imposizione delle mani del Vescovo Claudio. Vogliamo pregare per loro, in modo particolare per Francesco, che è stato nostro allievo qui al Barbarino, che davvero questo momento possa essere una rinnovata Pentecoste anche per la nostra Chiesa diocesana in cammino nel Sinodo. Quanti motivi per pregare! E a questi, diciamo così, collettivi ne possiamo aggiungere tanti altri nostri personali. Lo Spirito raccolga tutto in unità e ci faccia davvero testimoni del risorto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.